sarai andato al Macabre, che è questo storico locale di Bra, anzi forse ci avrai anche suonato qualche volta, sarà capitato qualcosa. In realtà non ci abbiamo mai suonato, in quegli anni suonavamo tanto in giro per l'Italia, al Macabre non abbiamo suonato, però era una tappa fissa, sì, diciamo. sì, poi insomma c'erano anche tanti Ecco, amici. Io non è che lo tiro fuori a caso perché diciamo, so che tu arrivi da Bra, John, oppure insomma Elisa, che dir si voglia, e probabilmente cioè, tu non sarai mai andata, diciamo, al No, Macabre. sono troppo piccola. Cioè, L'avevano già chiuso. l'avevano già chiuso, cioè non l'hai mai visto praticamente, ne hai sentito parlare come di una cosa antica. Proprio Leggendaria. antica. Cosa si dice dalle due parti del Macabre? È un posto È un po' losco. addirittura un po' losco, si dice. Bello però, bello questa cosa che Un po' sia no. un po'. Beh, adesso non c'è più nulla, quindi penso Sì, fosse sì, l'unica sì. cosa un po' decente. No, perché poi è più bello se uno lo ricorda come un posto losco. Cioè, vabbè, un posto dove ha invece suonato Nicolo. Meglio ricordarlo così che invece quella cosa. Ho No, capito. certo, esatto. E adesso a Bra, diciamo, quali sono i locali nei quali si suona? Ecco, se si può. Il Boglione, ma Ah, in realtà Boglione, non si fanno neanche no, più i figurati, live. facciamo Lì ci ho volentieri suonato, pubblicità lì ci ho al suonato. Boglione, sì. Hanno smesso per ora di Hanno fare smesso. live, Ah, solo hanno DJ smesso. set e altre cose. Lì quindi- ci ho Quindi suonato dovete con fare- i Petrol. Sì. Bisogna fare basking oppure aspettare cheese, queste manifestazioni. Sì, cheese, si mangia salsiccia, formaggio, però suonare Niente. Va non bene. si fa troppo, bravo. Però- Scusa, abbiamo fatto questo viaggio così un po' enogastronomico per fare un piano d'ambientazione, Vero. però, perché evidentemente tu non arrivi proprio qua da Torino, allora noi abbiamo cercato così di geolocalizzarla. Sì, poi vabbè, in questi anni in effetti dalle tue parti c'è collisione, ci sono Sì. tanti festival interessanti da cui, a parte i grandi nomi, passano infatti. tanti gruppi. Vabbè, è una cosa che ti ha influenzato evidentemente e in qualche modo magari non te ne sei accorta, sì, però comunque la provincia offre, cioè Offre. magari il fatto di non poter appunto fare troppo o esibirti troppo ti porta a voler farlo poi dopo, tipo cazzo voglio farlo. no, è chiaro, è un Perché rafforzativo sì. evidente sto punto. Cioè, lo fai con più, diciamo, in maniera più vigorosa, ecco, se posso, più vigorosa. Allora, senti, in maniera vigorosa adesso che brano avete intenzione di suonarci? Io ho intenzione. Tu, vabbè, ora Io. siete in due a suonare, Vabbè. cioè, se non so se lui non ha intenzione di Sì, farlo. è però. l'obbligo, quindi facciamo quest'altro brano che si intitola Tieniti stretto e farà parte anche questo del disco. D'estate, di questo disco che D'estate. uscirà d'estate. Sì. Gio qui al Salotto di Mao, tieniti stretto. Tieniti stretto tutti, tieniti stretto tutti, tieniti stretto tutti, tieniti stretto tu. Non ho voglia di sorridere tipo Vanta, né di saper dove andare tipo Tanta. Sento solo qualcosa bussare, tipo tac 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 tac. È la mia voglia di lasciarmi andare, è la mia voglia di lasciarmi andare, è la mia voglia di let's go, 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 go. Mi faccio scherzi da sola, mi nascondo le cose da me. Rido perché rido per me, conoscenza di te, sai che c'è, sai che c'è. Tieniti stretto tutti, tieniti stretto tutti, tieniti stretto tutti, tieniti stretto tu. Mamma, faccio un buco nell'acqua, mi sento affogare, scarico nel vuoto tutte le mie pare. Ciò che pare piace non è sempre uguale. Se mi chiedi come sto ti rispondo non so, perché molto spesso mi dico why no, e non sopporto chi risponde sì però. Mi faccio scherzi da sola, mi nascondo le cose da me. Rido perché rido per me, conoscenza di te, sai che c'è, sai che
Grazie. Joe, questa era Tieni ristretto, adesso un colpo di scena, dai anche il microfono Volevo al che tuo... dicesse grazie, giusto da buon accudire. volevi farlo ringraziare. Prego. Lo educa. Prego, vabbè, c'è proprio una dialettica all'interno del duo. Vi ho lasciato un po' di spazio, ma... Vabbè, comunque non si è allargato, diciamo, ecco, questa è già una bella cosa, quindi è già una bella cosa. Senti, io invece insisto su questa mia missione di far capire da dove venite, da Bra, perché un'altra cosa che mi viene in mente è che chiaramente per chi suona, Bra è anche un posto dove si vanno a comprare adesso gli strumenti, non vorrei fare pubblicità, però ci sono stati queste gite che si facevano, soprattutto anni or sono, ne parlo insomma con Franz. Adesso la situazione è più diffusa, proprio però giusto per fare un salto nel passato, in quel posto. io ricordo che addirittura la prima volta che venni a Bra fu perché si poteva andare in questo, diciamo, negozio musicale, tu prendevi il treno, arrivavi lì, poi scendevi, dicevi che dovevi andare a questo negozio musicale e ti pagavano il taxi, cioè non dovevi pagare il taxi, ed era una cosa straordinaria. Inoltre, poi chiudo questo momento, se tu rimanevi lì che dicevi non ho ancora deciso ed erano mezzogiorno e mezza, voglio pensarci verso le 2:30, ti pagavano il pranzo e tornavi, cioè era una cosa eccezionale. Comunque erano gli anni quasi 80-90, tu queste cose un non te le assegno vivente praticamente. erano gli anni di Craxi, erano anni insomma opulenti, diciamo, opulenti. Era così, ci ha fatto venire in mente questo scorcio di passato. Noi a questo punto, diciamo, avendo fatto questa incursione, ci rimettiamo alla tua volontà. Okay. Che brano vorresti suonare, quindi? Ora un altro brano di quello che diventerà un disco, che si chiama Hai ragione tu. Hai ragione tu, chiediamo un po' di concentrazione lì dietro perché sentiamo un po' di silenzio per Hai ragione tu, qui Joe al salotto di Mao. Che ho fatto male i conti col passato. Hai ragione tu a dirmi che son bella anche quando no, lo sono affatto. Hai ragione tu, per quanto ne so io mi servirà aiuto. Segreto risiede in me, il mio più grande segreto, il mio segreto risiede in me, il mio più grande segreto, il mio segreto risiede in me. Segreto risiede in me, il mio più grande segreto, non si può dire perché è segreto anche a me. Grazie. Joe qui al salotto, ti conforto un cantante perché ho qua di fianco Franz Goria, direi